tutti, oggi mi trovo in una regia in dove tutto si registra e cascavè perché che siamo andati a trovare l'amica di Avabriguccia e i miei compagni Pedro e Fanu che mi aspettano. Oggi vestiamo a lingua, così si dei bramosi di rendere omaggi guatelli di canto, teatro e arte plastiche. Chi ne idee? Andiamo a trovarli? Saluto Pedro. Allora, oggi la nostra tematica di lingua. La nostra lingua gara. Allora, non so mica come tu l'hai imparata, tua lingua corsa, ma mi piacerebbe di sapere come questi idee l'hanno imparata. E anche a me mi piacerebbe. Allora, cominciamo con Lucia. Beh, in casa, con la famiglia e appena in scuola. D'accordo, e tu, Carolina? Anche io in casa e in scuola. E dove Carla, tu? Con babbo in scuola. Con babbo, di più con babbo o di più in scuola? Con babbo. Con babbo. E tu, Filippo, che rappresenta per te la lingua corsa? Per me la lingua è qualcosa che noi teniamo per rappresentare un paese. Mi ha anche l'emozione se missione, poi lo dico. Francamente, senti quella risposta, benissimo. Allora, che fai? Ha consegnato oggi chi è? Allora, ha consegnato oggi. Allora, te, Lucia, piala tu, posto che tu sei qui. Leggi abbastanza forte, eh? Impruisada libera cu proverbi. Impruisada libera cu proverbi. Oh, beh, che fai? Mi metto puoi usare con me. Il veggio. Ma beh, ci vuole che le conoscono parecchi proverbi. Beh, per questo che mi scalassi, perché prima mi trovavo in tanti personaggi, ma vedere se ci facciano qualcosa con i proverbi. Allora, andiamo. Allora, così, ma va un muro di personaggi. Allora, giratevi. E quando bici un dei mani, ce la fa un personaggio, dunque ce la fa o più personaggi possibili, vabbè? E lo scopo è di entrare subito in due giochi. Siete pronti? Yeah. Francine, puoi partecipare anche tu. Ah, se tu vuoi, mi metto con Elli. Lasciate una piazza a Francine a fatemi una piccola piazza. Siete pronti? Ripiem, fatemi un dragone dimigo. Fatemi una principessa in targa. Fatemi un cowboy impaurito. Vabbè, di proprio. Mi pare che li soccali per appuntare a fare l'improvvisazione. Allora, io vado da lasciare lavorare perché chi lavora c'è e sai bene, c'è strada facendo che la sa conciaso, ma a dopo poco de Fanu. Salute Fanuccio. Eravamo un traccio di scallacci. Salute Sidelio, giunteso appena scala vostra oggi, di bandi, comincia così. Allora sai che oggi è il tema della nostra Vabriguccia, della lingua. E poi canzoni ce ne sono parecchie che hanno reso omaggio alla lingua. Tu che hai scelto? Allora, c'erano assai possibilità. Sai che la mia lingua, ci sono tante canzoni, ma a me mi piace un autore che si chiama Giovanni Terramorocchi. Ne parlo sempre, ne parlo spesso, soprattutto nella Vabriguccia. E la canzone si chiama Abbiamo bisogno di te e di una collaborazione che abbiamo fatto con Feli. Un bello lavoro, dunque, allora chi fai? Cantiamo! Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te. A melodia di noi di piacevole, Feli a lavorare dove, dunque avete assai lavoro, mi pare. Perché c'è un canone a lavorare in questa canzone. E beh, che questo non l'ha manco vista a Vabriguccia, ma si vedrà più tardi. Allora, io vado a lasciare lavorare. Una seconda. Ti ho presentato qualche idea di conto. Ah, biberia, ti aspettavo. Un nostro amico di sempre che viene e che fa tanto affare con la Vabriguccia, Leandro. Leandro, guarda, si è già messo un piede per cantare. Leandro che ci viene a spesso a salutarci a Vabriguccia. E veniamo anche in della nostra canzonetta. In della nostra canzonetta, di un pezzo le molto grande. Allora, e poi dopo, e poi Marine, la nostra new link. Di un'altra compagna di noi che canta proprio, Ecco, dunque. Ci sono 2 altri 3 minuti e presenteremo per il capito. Ma allora, vi lascio lavorare. Sicuro amica che abbiamo bisogno di idee. E poi soprattutto di 6 idee. Abbiamo bisogno di 6 idee per presentare la nostra emissione. Bravo, Fanu. A dopo. A dopo. Allez, on dit des travailleurs demain.
Saluto zide Luci. Salute. Come va? Va bene. Carchi mi ha detto che era dei un ti viene a noi con treno di verità? Era lungo su viaggio. Acho che lungo. Astro che è lungo, quanto ci avete messo? 4 4 ore. Ma da dove venite tutti? Dio stia. Dio stia, è vero che un viaggio con treno di appena lungo, appena più lungo che la vettura. No, appena. Ma poi è preferito il nostro treno, ne? Allora, così di cascave che voi siete giunti fino a noi, oggi abbiamo da rendere un omaggio alla lingua. E l'abbiamo dava in un modo particolare. Abbiamo dava un'incollatura con i quadretti che avete questi davanti. C'è stato un fondo che è stato pitturito perché facciamo arte. L'arte plastica, ne? Ma prima di cominciare il nostro attello, di spiegare a consiglia, a presentare i nostri artisti che ci vengono cudreno da voi Ostia. Allora, con noi abbiamo Francesca, Lisandrina Gara, Andrea e abbiamo di noi a Pierre-Jean. Presentazione fatta, vada a consiglia. Dunque, come vi già dando, c'è un omaggio alla lingua e non a un nostro scagno così, abbiamo messo una boghe di fiore, abbiamo messo una boghe di parole e abbiamo dunque più che fa un lavoro artistico, abbiamo appena da riflettere non tutto ciò che la rappresenta la nostra lingua. Allora io per darvi l'esempio, abbiamo fatto un'incollatura così, ditemi appena, vi parla, che? Qual è getto? Spiegatemi appena ciò che voi dite. Bah, qui O Principello, qual è il personaggio? un personaggio famoso. E sommo gusti qual è? Di Pascal Paoli. Ah, quindi ci da Pasquale Paoli. Ma qual è su Pasquale Paoli? Di un cugino. Di un tuo cugino. Sono sicura che state a casa vicine, no? No, Pascal Paoli di un battello. Un battello di no, perché le muado tanti nomi, le muado a... Li rendiamo sempre omaggio, di uapo di a? Adria. Dunque, bon, ci sono parecchi bruerbi di noi scritti gusti. Allora, cominciate appena arrivate. Già cominciare con te, Pierre-Jean. Posto che stai a rama di parlare e di ridere, a me mi piacciono le schizzette come te. Allora, abbiamo mandato a te ciò che la rappresenta sa lingua. Beh, per me la lingua è qualcosa di naturale, sono nato con la lingua, dunque... Io vi propongo di cominciare a fare la nostra incollatura, fidatevi se fiore, come volete, e ciò che volete via, riflettete di me, abbiamo mandato a un nostro caro Andrea, con lotti turchini magnifici. Verdi. Verdi, scusate, con sotti verdi magnifici, che hai scelto? Spiegaci appena. Se due fiore perché... Allora, famole vedere, piale e falle vedere ai nostri telespettatori. Allora. Di che spavento che falli vedere. Così goffi. Chi è qui? Solo che di un carnavale di Brando. Dunque ci vai tu un carnavale di Brando? Beh, è sicuro. E spiegaci appena, quando si passa su carnavale? Allora, un giorno preciso una so, ma si va già appena di tutto, si mercia, si beve, si va già vesta, appena di tutto. Allora, come sono fatte queste maschere? Sono fatte in su o in su che... E qual è chi la pronta queste maschere? Dio muovo. Può dire un artista, babidu. Allora, comincia con la, metteli burro. Allora, ma cominciate, pigliate ciò che voi volete. Tu, Lisandrina, chi hai scelto? Penso tanto Nicola. Ma dopo ci spiegherei perché, ma se usando un rimuscio accanto della telo ideato, fate rimore, che andate a fare spia. Bon, allora, vi lascio una stundetta per approntare un'improvvisata, poi di bianco e arrete se volete, fate come volete. Siete pronti? Déjà? Bon, allora, chi volete fare? Io mi metto qui. Qui, dans ta cascia? Allez, collabore. Mi metto qui. D'accord, et les idées, les y mettez-nous à pousa. Bon, vi lascio va allora. Siete pronti? Bon, allora, piate un tempo, che... Allez, andate voi. Moi devo dire chi dorme un piabesci. E poi, già ora c'è un tempo che si vede noi marinari. Mi aggiava meglio. E sa qui io un tenuarit. E io aggiungo trabalho. Quando hai portato già tempo si può fare. Tu sei come mamma, che ti aliena nasce intera ruspa. E tu si bugiarda. Un buon bugiarda ce l'aveva a memoria. Bon, e io mi ridire sa di la scinetta. O ti devi dare la parola. Senti questa buzza di bei.
A che puzza i bei e segno di salute. Oh, zidini, ne conoscete proverbi che puzza i be se lui salute, chi di alina nasce in terra ruspa, ma di proprio ecco. Buon, allora, se continua di nostro travaglio, e per cui Francesca, chi si intraceva? Sono cresciuta da io a Pasquale Bauli. Allora, Pasquale Bauli, e perché hai scelto Pasquale Bauli? Tu? Beh, perché per me la lingua... Enfin, qualcosa che può rappresentare la lingua, beh, ho scelto l'Università di Gorki. Ah, l'hai trovato anche archeologo, Gorki? Quando mi dici accanto a te, l'hai riuccata, guarda. Ah, voilà. Ah, allora, che chi è? Diè? Mi pare che c'è Agitadella. Brava, di Agitadella di Gorki. E dunque, prima, accanto a te, c'è una zideluccia che si chiama Lisandrina e che ha messo una viura. Allora, spiegaci appena che hai messo. Fallo vedere. Poi continuate a mettere ciò che volete, guarda. Fallo vedere. A piazza Santo Nicola, A piazza Santo Nicola. Ma in dove si trova questa piazza? in Bastia. Sì? Allora, continuiamo. Vedo che Andrea hai messo una frase. Che hai messo? Hai poi legge? Usivo micanda Un sibo micanda. a un mulino senza infarinarsi. Senza infarinarsi. Che è? Ma c'è un proverbio. È un proverbio, bravo. Dunque, di anche questa è la nostra lingua, dunque, sono proverbi. E tu ne hai messo un altro. E mi amore detto che famiglia. E me amore detto che famiglia. Ti dici che anche io preferisco amore detto che famiglia. Non so ciò che tu ne pensi tu. E... Anche Perché tu. bon, quando tu sei famiglia, tu soffri appena. Shh, state zitti. Sento cantare l'astri. Continua a lavorare a bocca fa spia, voilà. Così idea, sapete so che è un canone? È un'arma. Un'arma? Ma Beh, sei scemo tu? ma no? Boh, allora, no, vi spiego. Un canone è quando una voce canta una melodia e alla fine di questa melodia un'altra voce arriva e fa come un chiama e rispondi. Vuoi provare com'è? Allora, canta la seconda strofa. È un bisogno di te per un essere fuori di yogur. Per un essere fuori di yogur. È un bisogno di te per un perde filo in do. Per un perde filo un dogo. Per te. Bravo, Alejandro. Bravo. Si forte. Provate, a voi. È Ho muy... bisogno di te per un essere fuori di yogur. A te. Per un essere fuori di yogur. Ho bisogno di te per un perde filo in dogu. Per un perde filo in dogu. Per te non c'è su vogu di l'amore di sto luogo. Per esse va. Per esse va. E insieme. Abbiamo bisogno di te. Allora, Marina. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Allora, voi che ci seguite in casa, è l'ora di presentare le nostre sorelle, le canterine. Abbiamo Sereno e abbiamo Lena. Allora, hai visto che in il nostro scagno qui ci sono anche artisti, rappresentanti culturali, non solo che i personaggi. Allora, quale conoscete qui come artista? Ancora mai parlato di un artista, guarda qui. C'è Patrizia. Ah, in dove è Patrizia? Falla vedere. Come si chiama ella? Patrizia. Gattagega. E qual è sta Patrizia Gattagega? Di una canterina. Ne conosci due canzoni di Patrizia? Qual è chi conosce Senti a Viletta? Non conoscete mica? Perché allora abbiamo parlato a radio, buon? E qual è chi conosce Dorna? Conosci questa canterina, così di? Anna Rocchi. Die, brava Francesca, ella è? Anna Rocchi. E ancora abbiamo parlato di un principello. Yeah. Ma ricordate che è ella che canta questa canzone, come face? Principello, principello, non conoscete mica? Ah, qual è chi vuole mettere Anna Rocchi? Te, Lisandrina, metti appena di colore. Ah, io conosco. A conosci? Ah, dove mi canterei io. Per un momento si dice, mentre che mica mente, bon, fai nulla, ma ne conosci quanto un pezzo. Allora, mentre poi continua la nostra incollatura, io vi propongo di andare a trovare Lucia, la nostra piccola giornalista che se ne è scappata in Spagna, in una città di Barcellona, una città che si primureggia assai donna di lingua. A te, Lucia!
a lingua, chi piace di sente sta lingua corsa. Ma a me mi piace di noi e lingue vorrestiere. E oggi mi garberebbe di provare a parlare una griglia di catalano. Eccomi pronta a parte in Barcellona. Quella gita moderna e creativa, aperta non da un mondo, ma con un'identità di quelle budente. Ma sapete perché chi mi gampa in questa gita? Perché chi per la festa di innamorati, San Giorgi, tocca all'uomo d'offrire una rosola, allora chi ha una deve regalare un libro. Con la rosola in mano, me ne passo a fare un giretto in la Rambla, a via principale di capitale di Catalogna. Così posso ritrovarmi a mezzo a un vero teatro di gusti, pesci e rimori. Di città di Mosensi mi viene a Rama di fare festa e Barcellona è l'ultima per ascoltare musiche, concerti e ballare tutti insieme in allegria. Per riviadare un po', mi giole per compiere questa visita, scopre un'epoca di creazioni artistiche moderne. Oppure sta incantata di vedere monumenti famosi come la Sagrada Famiglia di Gaudi o la Cattedrale Gotica di Barcellona. Ma ad una fame che tronca! Vi lascio, cari amici di Fabriguccia, che mi aspettano da Paz. A presto! Grazie cara Lucia, ci hai campato torna oggi. Allora noi abbiamo compiuto qui la nostra incollatura in omaggio alla nostra lingua e abbiamo mandato a Andrea di Vabere, ai nostri telespettatori, che è Pialo così, e dice appena ciò che ti hai scritto. Ha detto a Sor Cucù e di allora vabbè e tu ti ride no e che ha giù sul cagnaccio posto qui ce l'ha A te ti piacciono i cagnacci, eh? Hai detto sapeva mi due Anda a cercare chi sia di erba longa, anda a struzzicarsi una persona che sta in erba longa. Possibile. E tu allora, spiegaci appena, hai messo un buccuccio e poi, che hai scritto qui? Balegale, un mobaese. Un mobaese, ecco, tu sei veramente regata a Balegale, eh? Bravo. E a nostra piccola principessa, fa bere udoio. Lisandrina, che hai scritto sopra? Piazza Sant'Nicola. Piazza Santo Nicola. A Z di appena la ringuascio, no? Piazza San Nicola, l'hai scritta proprio, eh? Di belle idee, eh? E tu, Francesca? Eh beh, ho giocato a Pasquale Baoli. Donc, l'hai fatto parlare a Pasquale Bauli. Chi l'hai fatto dire? Ha giocato come se lì un... Ah, guardate ciò che l'ha fatto a nostra Francesca. Dunque, che hai fatto? Spiegaci. Pasquale Baoli si è trasformato in dottore. In dottore, yeah? E dunque dice di un'operazione a risico. Un'operazione a risico? Ci credo, se lo si mette a operare si mulecchi, eh? Dunque, oggi siete stati dercani, mi sono accompagnata con voi, siete veramente schizzetti ed è stato un piacere. Ma è ora per me di andare a Pedro e i nostri commedianti. A ringraziarvi. A vedeci. A vedeci. Allora, chi ne siete? Francine, ci hanno fatto una scenetta di un incanto. A mostrare a Francine. Ah, volentieri. Allora, so mi posso permettere, perché ho visto qui, prova a entrare di più in dei personaggi. Tu non sei più Dume Carlo, ci scordiamo di Dume Carlo. Ancora, Luigi non esiste più. Sì, una persona appena zezza mi pare, sa giù capito, appena come te, tu mi pare che stai avanti, allora ce la mostrare, che stai avanti. Sono tutti azzezzi? No, mica tutti azzezzi, ma ci sono certi bruerbe, sai, sì, ce n'ho piuttosto quando tu si in cerca. Ah, allora, cominciamo? Io devo dire che a chi do un piavesci. E poi, già ho gatto tempo che si vedono i marinari. Me io ho fame e sa qui ho un tenarito. E io ho trabalho. Quando hai portato già tempo non si può fare. Tu sei come mamma, chi gira lì non nasce in te a ruspo. No. E tu sei bugiarda. Bon, bugiarda, ce l'avevo a memoria. Bon, e io mi ritiro, cosa di cascinetta? Oggi devi dare la parola. Senti, sta buzza di bei. A che
che puzza i be e segno di salute. C'era proprio ma fine, non l'abbiamo mica male o Pedro, ne poi idee, ma non sumere, non si ne può fare cavolo i gorsa. Mi che ci magagna, cudra che mu fatto un più, C'era una urla, era proprio mi sono campata, una vera bezza di teatro, ma è giunto un momento per me, tanta trois fanno e di continuare a fare briguccia. A bene, Joside. A bene, Francine. Avete avanzato? C'è inteso lavorare appena. È sicura che vai inteso lavorare, di fatta spia, ma Conta tu noi, sono precise. Proprio è. Allora, Temo va sente? Volentieri. Allora, attacchiamo. Siete pronti? Abbiamo bisogno di idee per unirsi fuori yogu. Per un bese fuori yogu. Abbiamo bisogno di idee Per un bede filo in dogu. per un bene in dogu. per te In Gesù vogu. Di l'amore di stu logu. Per essere Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Hai visto come le cantano queste due sorelle? Proprio è. Allora, avete lavorato o canone? Abbiamo lavorato appena un canone. Quando tu vai a spia, hai un teso di che Leandro dice che era un'arme. Ma io, ma mica Leandro. un bao di quantunque Leandro. Allora, Francina, hai visto come le cantano? Proprio Boh. è. Allora, ci cantate una canzone. Come fai? A mio lingua. È un tesoro e chi ce la varrà. Viaggi e te ne racconto e da tramanda. Aridovi ori peluso campa. Vedi, quando dici a chi c'erano berretti, canzoni che rendono omaggio alla lingua, Ci sono tante canzoni. tante belle oggi. Allora, se non parlavamo appena di questa lingua, giusto appunto, che dici? Andiamo. Io volerebbe bene qualche domanda, per esempio tu, Marine, questa lingua come l'hai imparata? In casa e in scuola. E come si basta? Qual è che ti parla grosso in casa? C'è un mio babbo. E chi ti dice, Wabu? Fagli dodueri. Allora, ma Fagli chi anni hai, doveri. Marine? Chi anni hai? 8 anni e mezzo. Tani mesi, in che scuola sei? In scuola Charles Bonafede. Qui, Naiaccio. Allora, Babu dice, fai doveri. Chi Vai a dice, piado Ottone? Si sta da rao a scuola. Mangiato zuppa. Vai a piado douche. Chi ti dice a te, Babu? Vai a piado douche. Vai a piado uscia. Allora, giusto appunto, Leandro, Cascavè, tu come ci sei giunta a questa lingua? Babbo, quando ero più faceva che parlarmi in corso. Mamma di no. Dunque in casa non si parla che corso, se ho capito, E in scuola come si parla? Si parla corso e francese. E ma con i tuoi compagni nella corte a scuola, come parli? In cui i miei amici di Amoglas parlo piuttosto francese, ma in cui Carlandria. Carlandria di un amico ideo che è già giunto qui a cantare con noi. Allora con Carlandria parli corso. E di cosa parlate con Carlandria? Parliamo di affari che ci piacciono tra mindui. E che ti piace a te? Allora? Goldorak. Goldorak, ecco. E tu da due, parla da Panagos in casa? E appena c'è quale, con Babbo? Dunque, infatti, tutte queste idee lì. Tutto il mondo parla corso. Parla corso e poi imparano in questa famiglia, ed è importante, E dunque è importante di parlarla, di tramandarla, di cantarla. Cantiamo. Siete pronti a cantare? Abbiamo bisogno di te per unirsi fuori yogu. Per unirsi fuori yogu. Abbiamo bisogno di te per un bel virindo. Per un verde virindo. Per te in Gesù vogu. Di l'amore di suo logo. Per essere Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te
per avere posti sul mondo, per avere posti sul mondo, abbiamo bisogno di te, quando tu viaggi long, quando tu viaggi long, abbiamo bisogno di te, per essere lunga tondo, per essere abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te. E qua nostra Vabribuccia compia beruglia. Spero che avete cantato con noi, che voi siete campati. Ci regalo l'ora di ritrovare per cantare torna e torna. A vedegi.